Tutte le parrine siamo a così, ora basta. Lo capevo, parreno de panza. Santo, cominciamo. Padre Angelo, non ci facesse caso a che giocate ma padre, poi avete troppa voglia di scherzare. Lo so. Se pigliasse il caffè. Scherzoso. A me essere sole, Padre Angelo. Certo che a me è solo, se mancasse altro. Ma non a cominciare. Comincia da una volta, basta che cominci. Padre Angelo, io un momento come ci aveva detto, a vicino di donna Saridda, quando era qua, la lasciai in 13 a cristiana. Poi ci voleva dire, che vi disse che a Caindra, ma padre, non ci manca proprio niente. Si vuole lamentare si lamenta, ma non ci manca niente. Lo saccio. Sì, niente. Chi dice? La poltrona che è tutta scassata. Televisione da India non hai. Le carte siciliane che mi fanno disperare con queste napoletane. Santo, è per favore, me lo fa pigliare sto caffè prima che sale fritte. Padre Angelo, mi scusi. Aspetta. Un caffè. Lo sapevo. Come ci stava dicendo Andura, io un momento a vicino di donna Saridda, arrivederci. Finalmente siamo soli. Potremmo cominciare a parlare, Padre Angelo. Parla. Ma mi scusi, io mi ne viva io tu senza manco salutarlo, ma quando vieni lo trovo qua? Non lo so, figliolo. Allora io lo saluto, Arrivederci, Padre Angelo, arrivederci. Speriamo che se ne va. A noi. Ma liberare che dico acciaio della panza. Nisci di chi sta panza e trasi di chi sta panza. Santo. Arriccaie. Ma scusami, mi scordai a dirti, ma le lenticchie le vuoi passate? Passa, le stricca la basta che te ne va. Oh, Ballate. io mi ho compensato in da sennecchia. Se vede che tua figlia ti vuole bene, ti pensa Sì, e sparte si mi arrabbia. pensa. Ma scusatemi, papà, ascoltami, E che te sputai se mi ha compensato, ne vuoi ieri, sì o no? ascoltami, mi scordai a dirti, ma per secondo una fettinetta di carne la vuoi? Non ne voglio, mi mangio un pezzo di pane con 4 fecodeni, ma ammazza E da lì a Cusanza a Matteo, a fare qualche altra cosa poi. Santo, non ti arrabbiare. Dopotutto tua figlia lo fa per il tuo bene. A capire, tu ti arrabbi. Santo, ma ti stai scantare? Fa un parlecchio, dormiva. Aspettiamo, vediamo se c'è da ridere chi sta. Se ne è. Ma ti vedo bello teso. Se parre, quando ci sono iddi, moscio, quando vedi un teso, teso. A come se mesero? Ah, signore. Cainda non stai buono. C'è ogni fastidio e disgraziati. Si sciarriano tutte per questa misera pensione, tutte che volessero. Hai un matarazzo sfornato, sta poltrona che non mi posso remenare più. Manca una televisione, ma accatta. Santo, ma tu a capire, mica ti puoi accattare tutte cose. Vuole soldi mia, parre, che bordere. Ma vi sarà trattare come un neonato a me c'è sogno di peso. Ascolta, Santo, se i tuoi figli ti trattano male, ci parlo io. No, per carità che mi attacca l'umbir, no? Senza ci parlare. E allora parlo con le tue Peggio di peggio, poi si scerino con le mogliere. Pare una bandiera, un mese qua e un mese là. Mano male che ne ho 2 figli, 3. Ma dove solo se ne occupo? Che non ne vuole 7, che è tutta imbopata. Se ci sono interessi, io non lo permetto. Loro hanno il dovere di amarti, coccolarti in quanto padre. A così mi piace, a così mi piace. Io dico di pregare affinché il Signore ti illumini, te e tutti i tuoi cari. E vedrai che alla fine tutto si sistemerà. A piano, che cosa Signore mi accontenta e muoro. Ora la giusto io parrei, hai un piano della mente? Un piano. A tutte e 3 la giusto ora. E che piano? Siamo sempre sotto confessione, no? Certo, E la confessione come è? inviolabile. A posto. Ora ci dico a mia figlia che hai 30 milioni serbate. Sì, 30 milioni. Con mia moglie di stammo, che quando la morte mia, la morte sua, sapeva dire sto segreto. È giusto morire tua moglie. E lo signor so, ma se la piglia, che ci posso fare? Ci dico, cara Matilde, a cui rispetto a chi sai, alla mia morte avrà chi sai. Certo, le vanno li speso il tabotto, la missa che aveva pigliato le grane. Il parreno. È il parreno. È la stessa cosa di Caterina, e l'ha vista a tutte e 2.
Santo, io non ci sto a questo raggiro. Non ci sto. Ora ci parlo io con le tue figlie. Lei non può parlare con noi ora. Perché? Perché siamo sotto confessione, la confessione è quindi che non può parlare con noi. E la mano di Dio si poserebbe su questa spalla. Santo, finiscila. E lui è su questa spalla. Santo, ti stai dicendo di finirla. Cerca di non fare questo tipo di raggiro. Sì. Io non sono d'accordo. Non mi piace, non è giusto. Ora io me la vedo. E speriamo che il Signore ti illumini e ti raddrizzi sulla giusta via. E speriamo che mi illumina che cos'ha da Inter mi ci mettono la luce, che sogna lo scoro da Inter. Santo, ascoltami. Io me ne vado perché hai le carrozze dell'oratorio che mi aspettano. Se hai bisogno mi chiami e io corro subito. E che il Signore ti illumini veramente. E prega. Leggi Ave Maria e vende Padre nostro. Ma quando mi spogliare? Lei è un barreno d'oro, parre. Cristo regni. Lei è un barreno d'oro, con la faccia del bronzo però. No! Sentivo tutte cose, ti ricordo però che è un sogno parreno. Decimi la lire e un deconente a nodo. Che sto di Ciaraviedro sta diventando crasticidro. Pecca decimi la lere. Una rinnita è cuttia, ma non male che me le cazzo le sorde. Mi fece sudare però ce l'hai combinata a tutte e tre. Veramente a mio figlio Luca lo scansassi. Ah comunque, ci faccio vedere io. Papà! Papà! Calate santo, calate. Trase. Trase. Cioè, se ne è Padre Angelo? Ora, manco scontraste. No. Ma vedo questa confessione ti strapazza assai, fatti vuoi riposare? No, più tardi, prima me ne cagate di una cosa. Papà, ascolta mia, vi dica io ora di a preparare da mangiare, che a fare conto che viene in viaggio e che poi sono giovanmente pronto e è capace che si dia. Ora, quando tuo marito, sape, so che te dico io, vedi con si dia. Ma ne casi, a te del capiceno. È giamato, signore. Avanti. Tu sei Che la c'è? figlia più grande, più costante e più sensibile. Avanti, spicciamone che ieri a cucinare. Oh, non mi fa premura. Un po' di filosofia ci vuole quando si spiega una cosa. Alla fine la filosofia che vi muoio. Io con tomate, mentre vate erano carose, stringendo, a cucchiammo e mesimo da parte, Sordi? e che peducce, sorde. Tomate adesso, anche se le figlie sono tutte uguali, a cui rispetto a chiossai, a avere chiossai. Giusto papà, certo che tu lo vedi, io tutta pettia sogno. Anzi, al sera ci aveva detto a Biagio, ci ma accattare a ma pambaro di carte siciliane, che a questo modo di carte napoletane si sta dannando la vita. La poltrona, un matarazzo, la televisione. Certo papà, però picca, tutta una volta. Cara Matilde, con tomate a cucchiamo 30 milioni. 30 milioni! A cui? Pedra madre! E a me la pelle d'oca mi sta benino, papà. A mia mi arrezza lo pelo. Papà, mi pare che c'è giornoletto, tu non vai catto da chiede filetto? No. Ah dai, che io stai con te ne mangi? Lasciai stare. Vedi che sul cotofato non sanno niente, non hanno intenzione manco del cielo, eh? No? Dello solo a Biagio. Che ti posso dire, papà? Se tu chi sei la tua volontà, va bene. A Biagio solo a dire, ora mi fai riposo un'arrancata. Ascolta, che fai? Tu vuoi corcare della stanza da letto, lo matarazzo che ti caia che è ortopedico? Ah, ormai per l'ultima sera ho messo che a mi ha fatto guardare in di mia, capisci? La stanza mia. Va bene, avanti. Mo che abbraccio queste segge, A chi sta sistemato la prima? Andura me come una l'opera. Non si può stare che danno 3 banne di quando è. Ma io volessi sapere
Ma santissima donna mia, ma come facesti a cuccare tutti questi soldi come? Mamma, e appena lo sape il tollo del viaggio, che tu non ci va a volere credere, no. E come lo sappiamo frate, è Masuro. Ma che può pensare che io voleva fare la furba e non ci voleva dire niente ad Edge? Però intanto non sapevano giù niente. Però, madruzza mia, ma di che situazione mi menteste? Ma di che situazione? Ma che situazione è chi? Ma che sei esaurita, sei? Sentite. Ma che ti metti a parlare fino a quelle murte ora? Come mai stava parlando? Sentite. Ah, meno male che lo mese sta finendo, tali a già, sentite. Mi mendeste a ghietta voce, mi mendeste quelle murte, pa. Sentite che mi a parlare, sentite. Sentite, ascoltami, Biagio, sentite che mi a parlare. Devi dire una cosa? Sposta preci. Pate. Ma che postia caccia sui inde per cominciare a scraccare, ma che schifo, ma care, va. Sentite che mi a parlare. Ah, lo capevo, vecchia postia mia, va. Ho capito, che fan si mangia mangoia, ve? Non ha detto Ma capo. Bengiamati, sempre la testa sto mangiare, ya? E chi è sta vergogna? Ah, Biagio, tu assettati. Franco, ascoltami, tu vai a fare compagnia allo nonno, cammina, va a tenere. E certo, tanto in mia ti sgracca, ve? Cammina, stupido! Poi Franco! essere una sorte, Franco! vai! Che siamo come nati Fidati, big in questa vai. casa. Siamo Via, come nati assettati che mi proprio a big. parlare, assettati. Siamo come nati big. Assettati! Ma se io vedo ore che sono assettato, io le catarrate. Ha ragione, assettati. Sogno tanto agitata lo marito? Biagio, rape le orecchie, ascoltami, ah? Biagio, Simmo Recche, E non lo sape. ti stai dicendo Simmo Recche? E non lo sape. Biagio, davvero non vedi che lo sape? Ma pa, chiave 3. La temarella. Chissà solo ci mancava per rezzettare sempre tutte le Ma feste. senti, ti pizzo di tollo, la tremarella. Chiave 30 milioni serbate. Sì. E che ben c'è lo lotto, ben c'è. E tu la parduna c'ha un momento. Biagio, ti stai dicendo, ascoltami una volta della vita. Simmo Recche. Non lo dire più perché già tutti lo sanno. Ma io la testa dura, Bia. Ti stai dicendo che Simmo Recche, me lo confessano dura. Io non ci credo perché che due è furbacchione. Non ci credo. Ma io avevo una testa sto cristiano? Ma a me, lo nonno non esce pazzo. Perché? Perché senza che avessi né compleanno, né feste, né niente, mi ha regalato 100.000 lire. Mi disse, te ca, ora che tu mi sappi la verità, ma di quale verità parla, ma? E sapesse tu la madre? Tagliate ora che mi dici? Ci Sono credi io ora di viaggio? dottore. Ci credi ora, Biagio? Lo sapevo io. Ma veramente, pensandoci buono, quando mai tuo papà ci ha dato 100.000 lire allo caroso? E sparti senza feste. Te lo dessi e vedi che stare moto, che non ne lo sape noggio. Papà! Che c'è? Ti senti male? Questa bronchite è disgraziata. E niente ci fa papà, saluietta che spittura, saluietta. Ascoltami, Biagio, vacci già in, perché mi dessi che quello tratta miglio, ci lascia e chiossai, fa la lesta. Ma per forza c'è Fa la che. lesta, annacata per 30 milioni, se fanno questi E sacrifici. piglialo paracco. No, non c'è bisogno, vacci. Fa la lesta. Ora dopo patruzzo mia, facciamo accattare la poltrona, lo matarazzo, a voi stare comodo, servito e riverito come un neonato. Quale sto cavolo di poltrone? C'è accattare chi che chiane scendi sulla. Sì. Che è sta? Via. Che c'è? Che ti dessi? Con la vucca niente, ma con lo culo acciandato pirita che mi Che fece bene. sei L'asma mi fece bene. esagerato, che sei esagerato, per tu pirita che fa fetoso, non ne fa tu pirita. Già se c'è, ma no così però, già se c'è tocca ti pigli la settima malattia, un dito. Giusto, ascolta mia, mi dica ora c'è di raccattare la televisione. Immediatamente c'è di raccattare la televisione. Viaggio! Io le soldi della pensione, ti accade ogni metà cattassa da No, papà, no. Arsina dicevamo proprio che su con Biagio ti facciamo un bel regalo, la televisione te la accattiamo noi, tu cazzatelle le soldi, vero Biagio? Se Arsira ne parlavamo. Che sogno contento. Io mi dai sogno contento, papà, e pure Biagio. Se sei contento, Sim. Ma perché sogno contento io? Certo. È logico, quando voi siete contento, siamo contenti tutte noi. Tutti. Meglio è quando c'è la contentizia, se campa meglio. Certo, papà,
Sogno sempre che io convento che consigna prima a noate di morire. Chi è che adesso viaggio? Nendi, Niente, adesso che mi papà. dispiace che lui si sta finendo. Che cose. Tra un mese un sogno arreccante, preoccupato. No, però, sì. ecco, è la televisione. Papà, ecco. ti dissi di no. Lasciati stare le grane, ragazzatelli. Ci pensiamo noi a tia. Vero, Bia? Sì, sì, vero. Ah. Niente, manco un sesto a lui. No, no. Tu vuoi stare solo tranquillo. Noi ci pensiamo lo matarazzo, la televisione. Ma la vola a tutti- colore. E come va a pigliare? Bianco Ma e che nero? romantica fa? Eh, Vuoi c'è. sapere io? Ma lo telecomando ce lo peglio. Allora, Ma sei proprio tollo allora lo che chiamate marito. io ogni volta per chiamare c'è un programma. Ah, certo. Ah. Va bene, papà? Sì, un discordare la poltrona. Me- No, Vede. no, alla passata ora ci spia. Ora ci spia Bia alla passata. Bene qua. Che c'è? Ma che almeno ti avessi tu fatto dare le grana della pensione, della poltrona, manco che so. Ma scusa mia, pizzo di scemoneto. Paccamadora accattaci la televisione. Le grane poi le pigliamo tutte una volta. Paccamora la pigliamo a rate. E arrate, niente, ci fa l'importante è che la pigliamo. Falla lesta e annacati. Ah, Sta casa sta diventando un albergo di prima categoria. annacati tedesca, albergo a 4 stelle. Ah. Mizzica, che cristiano, signore, che cristiano. Attaccato a dei sordi, sopiggia cum. Ah. Mamme, Che ma c'è, non stava Franco? io papà con tutta Stai questa ghina a pressa? cattare una cosa. Ora non mi dare invece che gliela sparecchiare. Una cosa da mangiare. Non Beh, ci voglio già credere. no, Ormai è già no, proibito me che lo- è da mangiare. No, una cosa di mangiare no, stai ghina a cattare una cosa allo nonno. Oh, Mamme, hai fame. Togli solo nonno dorme che mangiamo un pochettino. per forza a mangiare. Per forza. Quando te le usi due Ah, ma Che mi c'è? firma la zia Irene. Mi disse che era troppo indaffarata e veniva a chiuttare. Mischina, ma quando è che farà ha dato Irene? Mo, mamme, io tagli solo nonno dorme. Va bene, talia tu, dai. Ascoltami, non c'è a domandare sorda allo nonno, capite che non te ne può dare. Ti Milituna, dissi, non c'è a milituna. domandare sordi. Ah. Pedra madre, viaggio, e già a casa? E che la faceste lei? Mi dittero un passaggio. E cosa accompagna? Lo signor Manganaro? No, Totovella. Oh, Pedra madre, e che si trova la passata? Mamma, ma buona ce la pigliaste almeno in sta televisione? Ora chi stai? Ma che si può sapere che c'è Caindra? L'uovo di Pasqua c'è. Ma bello grosso, eh. Ma almeno il cioccolato al latte, eh. Sembra a mangiare, pensa all'affannato. Chi c'è? La televisione, chi c'è? Una televisione, mia. Sì, Pittia. No, piuttosto Angelina dell'Auberge. Pelo nonno, minchione, Pittia. Ah. Ma ne esiste pazzo, papà? Veramente domani ci fodde. Mamma, che male lingue. Mamma, bella io sta televisione, via. A sto prezzo, te le carte. Ah, ce le Ah, va. pigliaste? Certo. Bravo. Ma io non stai capendo niente. Papà, ma che ti sta succedendo? Ma chiamiamo un neurologo perché non si sta... Non c'è bisogno di neurologo. Allo nonno ci ha accattare tutte cose. A voi stare servito e riverito come un principino. Ha cantato la televisione, che Sì, prendo papà, da lì è che bella. Da lì ti piace, papà? Quanto canale piglia, quando? Tutte che de cavole. Da lì è che bella, papà, ti piace? Se lo migliorando che hai, se... Le carte italiane portaste? Eccoli qua. Come mi viene la pena che me ne chiedo domani. Ma non male che tra un mese sogno a Ad una cilla una vasa Come da ogni viaggio, facendo, papà. tu. Tra un mese, se siamo Ma ti ancora va la veri, cosa? non mangiamo mai. Che sogno emozionato. Mo come Perché? faccio una cianciutella. Maria, una Come già picchiolare a rir. Carmela! La televisione mi ha cattato! Ada, Le papà. carte! Carmela, fino alla televisione ci accattammo Carmela. Carmela, stiamo morendo di fame, Carmela! Carmela, fra 3 anni finimmo di pagare, Carmela. Mariolo, Maretto, facciamolo per carità.
facciamo un piccatraffico, che tu lo sai, ma pa che è stezzoso, e poi perdiamo la pace. Che in già pace ce n'è stato piccaredda, ora con tua pala perdiamo completamente. Ma ha ragione, ya. Maria volesse una settimana da riposo. Oh, Signore. E come si comincia? E qui è ora. Lo tagliamo qui e va. Donna Sarita. Oh, Caterina! Sai, aveva gioia. una vidiva. Davvero, Stasera. ciao Sarita. Mario! Sassette. Ma dimmi una cosa, Caterina, ma tu fa una ieca, voleva scanciare due chiacchiere? E già Inda che si sta riposando mi fece passare una nottata che manco ci deco. Ah, dimmi una cosa, qui è che l'ho portato frate o tesoro? Oh, Signore. Tutto il reggimento l'ho portato, donna Saridda. Ultimamente mi pare te che ha abbacchiato. Ma sei più moscio teso di vento. mia. Ai, ai. Ma dimmi una cosa, qui viene. Come viene che facete Caterina? Sì, donna Sarita, scusate mia, ora io di queste cose non ci voglio già. No, ma io ti dicevo giusto che tuo fratello con Zulutene, come facete, come facete? Donna Saridda, lasciamo le cose come stanno ora, per favore. Non potete fare se mezzolono, Mario. Oh, Sant'Antonio. E poi tu, Caterina, se non traseri queste cose, non traseri. Ha ragione avete tutti e due, Così, va. Ma- Mischina già tua madre aveva un cuore d'oro. Ah, Poi che tuo padre è un pezzo di pane, è un pezzo di pane. Sì, sì. Se uno si rusica sul pezzo di pane, ci cadono tutte le denti. Va bene. Scherzi, meno male che scherzi, poi ogni bacetto. Cominciamo con queste bacette. Maria. Prima che finisce questo mese mi squagliaria tutto. Assettate papà, Che assettate. scena commovente, Vabbè. Caterina. Che soggiero, che genero, quanto si vanno bene. Chi è, santo? Niente, che è? Ma se tu già banna, va. Ah, Signore. Perciò, Caterina, non la Che è, mettesse lo la volevo. bolletta al telefono. Giancapula Lucomoie. Che fa la vai peglio che sa va par, la E va bolletta pagala del la telefono. bolletta, lo maretto. La vai peglia allora. Sa va pagare la bolletta, si capito? stava a pagare sta La vai bolletta. peglia. Pagala, campana consenti e chi? Niente, le cacce tracce di Giacinesci. Ah, santo, santo, avesti tutte le fortune di sto mondo. Ah, che te la passare buona, te la passare. Santo, ascolta, Scusa? ti volevo dire una cosa, santo. Cosa ti viene a trovare già cortegliare di ma con mare con cittina? Sì, già. Non ci dire niente, santo. A chi già sa quanto parla e quanto vuole sapere, santo. Chi vuole sapere? Tu a me c'è? Caterina, voi mi conoscete? A che sono una che parla assai io? No. A che va pensando? Appunto. Quando vai a sistema lo letto già in giamma pace, va? Io santo, me ne vai me te, perché a stura mi maretto Angeleno. Sa come mi va cercando? Come una guglia persa, santo. Ah, santo, sa che pensai? Pensai una cosa, santo, te la dire. Vedi che le figlie, caro santo, sono tutte le stesse. A tuo figlio Luca qualche cosa. D'una cilla me te, santo, ascolta mia. Più tardi vengo, santo, arrivederci. Magari con me non è lo stesso, forse meglio magari. Maria, se ne vieni, non la sopporto più, caro. Ma che dicusa, ma che dicusa. È una persona Chi di sei? cuore, Una ma cortigliara, poi... più disgraziata cortigliara tutto il paese. Ma sempre una cosa poi dici. Dici che sono fortunato. Una dice, ma come tu qua? papà, non mi fare perdere la pazienza magari tu ora, eh? Ma è meschino che è cavazzo, che te faccio che? Ma monenne, ora me ne vai in chiudere la mastanza, monenne. Amonenne, Ma cosa me lo lietto, monenne? amonenne. Va paga. Cammina. Chi sei, papà? Televisione non ce n'è. Maria, papà, ti ascolti la radio, piccamadora. Tu matarazzo non è ortopedico, vedi. Maria, papà, ascolta. Stati te che a Bonucainda, non mi fare perdere la pazienza. Mamma.
Lo sentiste, Mario? Ah, come lo sentivo? Che se Non avessimo faccio a se scrivere ci va tutte le cose che vuole, non ci bastasse una pinna così. È un voglia così, no? Magari. Mamma. Ah, Signore. È come si combina, caro. Ah. Papà, che comene, papà? Caterina! Chi è? Una ciubacetta a Mario da parte mia, oh papà. Fallo finire, che schifo. fallo finire. Sì, papà, ora Fallo ce la finire, donno. Fallo finire, che schifo. Caterina! No, Oh, fallo signore, finire. fallo chi finire, è, fallo papà? Fallo finire. Caterina! Calma. Ce lo dai sto bacetto a Mario da Sì, parte papà, fallo ci finire. ludetti. Fallo finire, che Ascolta schifo. mia, ha fatto un pisolino, va. Un pisellino. Ma- Rispondi a me, ce lo dai sto bacetto a Mario? Sì, papà, ci ludetti, tu ne manda uno ranno a tia. Ah, che ci vede lo signore, che ci vede. Maria, che mi sento sbenere, mi sento sbenere. Mamma. Ah, come si combina, caro, mi sta mangiando. Zia, che è successo? Che sono questi funerali? Morì un nonno. Io morello non. Ah, che tu la mangro che tanta ancora. A Noari ne sta mangiando figlio mia. Ah, Che fa? zia, devi a dire una cosa. Chi è? Ma mangia ci accattare la poltrona, la televisione, lo nonno. Ah, lo vedi che fa pigliare la pensione, lo vedi? Mamma. Comunque, andiamo a mangiare, ma c'è con niente, Caterina. Amone, aspettiamo Amone, ne va. mangiamo tanticchia. Però a mia, ma solo di tutte queste cose, non mi ha detto niente, no. Ma chi da competenza non te ne dona, tia, Caterina? A zio sicuramente non se lo scordare a dire quello. Ah, che buio, sempre le solite cose. Assettati, Franco, piglia una sedia, assettati, Gioia, assettati. Che vuoi mangiare qua, Franco? Che su tu li zio? No, ma assumendo che ma lo nonno dorme capo, ah, si sì. muove. Certo, Gioia. Aspettati. Aspettati che non mi accompagnere. Già Anzi, di mi fa noi non ne facciamo compagnia. mangiare mai. Perché? Caterina! Mace, Caterina! Porta Stai un fazzoletto vedendo? che sogna alle freddato. quando vai a Talè. Sì, a commoglialo buono, come pasca salli fredda. Franco, ma lo nonno, te le dette le sordi quando piglia la pensione? Metti 100.000 lire. E a mocca, ma cos'è? Bravo Frangozzo. Maria, che l'hai freddato. Ah, non si ci può combattere, caro. Fecimo un mese di sta malavita. Ogni volta che ne assettavamo per mangiare, il cominciava a sgraccare. Ah, ma Ma che basta. schifo, basta Franco. Amo zia, amo che lo fai saluto, che tosto. Va, salutalo, va. Caterina, ma dimmi una cosa. Ma allora Chi per è? un mese non si mangia? Maria, zettete, forse perché l'hai freddato fa così, non che lo fa apposta. A quale zia? Anche quando non alle freddate, il sgracca. Basta, che lo schifo Vabbè. mi sta venendo con sto Mica sacco. fermo. Non mangiamo. Mamma Comunque, mia. zia, è? la mamma stura me aveva bisogno di mia, quindi me ne stai in Va bene, saluta Aspetta, Mila, Franco la che mamma. vigno con tia che passa dallo bar che mi piglia una limonata che hai lo stomaco sotto in capo. Certo, la frica solo per me è fatta. E che? Tu pai? Che ma pai? Vale, va, Quando mi cammina. piglia Ciao, la zia. Ciao, ciao. Ah, che detto. E che maniera. Ma. Ah, solo a così posso fare tecchia di dieta. Ma certo, cocaina ma cangiare abitudini, ah. Quando viene mia figlia Luisa che voglio io tutto sto caso e ne esce. E si marita, non si va a tenere a noi, no, se no si infelicita per tutta la vita. Caterina! Ecco. Caterina, mi stancaio da inde, ma come sei tu due? Vieni qua, papà, assettati. Santa pazienza che ci vuole, assettati. Fammi sistemare il camacare, va. Vieni qua che ti volesse parlare, vieni qua te. Chi è, papà, parla. Te, che se le do a tua figlia Luisa quando viene, te. Chi è? Chi è, papà? Vieni qua. Non ti scordare a cattarmi poi alla televisione, eh? Mica già solo ma a cattane. Assettate qua, vieni qua che ti Sì, parlare. papà, è che camurria. Tu lo sai che Mario piglia picca di stipendio. E poi, ma solo per fare queste cose vuol dire che tu l'aiutaste. E non mi dire fesserie, va. Aspetta, se ne chia, oh. Signore. Ha ragione aveva proverbio. Un padre campa 100 figli, e Sì. 100 figli non sono capace di campare un padre. Certo. Cos'è tu? Chi è, papà? Chi mi ha detto? Chi Vieni vuole? qua, assettate. Avanti, avanti, vediamo che mi ha detto. Parla. Mica tu lo di cattiva perché chi sta la volontà di tomate, capisci? Mischina, io sì che era una santa femmina. Oh, mammuzza mia. A quello sappi se la fanno beata. Papà, non va bene in capo queste cose, ah?
Ascoltami che tu sto. Parla. Io con tomate, quando noi eravamo carose, stringendo. Anche perché quando uno muore ci sono bisogno di un sacco di spese. E allora accucciamo papà. tre. Parla. Accucciamo 30 milioni per Ma boate. brutta mia. E come faceste voi? A tante sacrifici. Mamma, le callarate macchianaro. Dicalo di stattia che se la figlia più unica si è coccolata, l'altro non sanno niente, non ci fa capire niente, eh? E che vuol dire allora che ma sorella mi ha fatto un zannunente? Non sanno niente. E sogno contento che tuo cognato un viaggio mi ha trattato con le guanti gialle. Mi ha cattato la televisione, un matarazzo. Certo papà, anche nuate, che pensi? Ma sogno contento veramente. Vedi se l'avesse detto a tuo suo questa cosa prima, avessi potuto pensare che adesso lo fecero per questo motivo. A me, ma sa capace che poi, se mi decido ce lo dico come lei ieri. Maria, manco La ci posso figlia, credere. a cui rispetta i chiossai, alla fine avrà i chiossai. Sapete va a regolare. Certo, ha ragione.